Noi abbiamo messo anche con l'ultima finanziaria approvata la settimana scorsa, sabato notte, abbiamo messo 2 milioni di euro per il referendum per l'autonomia. 2 milioni di euro Sì, per il referendum dell'autonomia? Per l'autonomia, proprio per dire che non ci siano dubbi e dire vadi, parlerei dopo. No, abbiamo messo 2 milioni di euro lì per fare il referendum per l'autonomia. Ecco qualcosa di concreto per l'autonomia del Veneto. A stabilirlo la Regione, a sottolineare la notizia questa mattina a Sveglia Veneti l'assessore Roberto Marcato. Una prospettiva aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale e promossa anche da altri schieramenti, come la parlamentare Simonetta Rubinato, che più volte ha punzecchiato il presidente Zaia perché concretizzi la consultazione. Peccato che la Rubinato diceva queste cose anche prima che il suo governo bocciasse la proposta referendaria sull'autonomia della legge regionale veneta. Quindi, insomma, poi siamo tutti quanti bravi qua, dopodiché vai al vedo e le cose cambiano. Assessore che ha già anche indicato la data del referendum dei Veneti. Vorremmo farlo proprio con l'election day magari a settembre. Assessore che ha anche sottolineato quanto importante sarà l'adesione da parte dei Veneti come segno importante da dare a Roma. Noi vogliamo fare un referendum che abbia un valore normativo, perché altrimenti sono chiacchiere e buttiamo via i soldi. Mi consumerò scarpe, salate, gomme a macchina, sì. darò casa per casa, tirarli fuori che venga a votare. Non esiste, questa è la battaglia della vita. Dopodiché se i veneti non vengono a votare, muti, non parlano più, e se ciuccia le tasse, e se ciuccia il governo, e se ciuccia la macchina così economica così com'è, il costo della spesa pubblica, e muti dopo. Basta. Chi vivrà vedrà. Diciamo, più trasmissione per dire voi altri veneti, vergogniere.